La tecnica sta dominando l'uomo? Sì, la tecnica ormai è diventata il nostro ambiente. Come dice bene Heidegger, noi non abitiamo più sulla terra, abitiamo nella tecnica. Perché quando un fenomeno aumenta quantitativamente, non è- la tecnica finisce con non essere più uno strumento nelle mani dell'uomo, ma diventa il nostro ambiente, che determina il nostro modo di vivere in maniera molto radicale. E siccome la tecnica non ha in vista il progresso dell'umanità, perché ciò che essa vuole è semplicemente il suo autopotenziamento, per cui bisogna recuperare quella distinzione che faceva Pasolini quando distingueva lo sviluppo dal progresso. La tecnica può determinare uno sviluppo dei mezzi, ma non il progresso dell'umanità. Secondo lei il Covid ha messo di fronte l'uomo alla fragilità del metodo scientifico? No, è che la gente non sa cos'è la scienza. La scienza è un sistema ipotetico, formula delle ipotesi, verifica queste ipotesi e le conclusioni a cui perviene non è la verità, sono conclusioni esatte. La parola esatto viene dal latino ex acto, ottenuto dalle premesse che pongo. Allora, se un ricercatore pone certe premesse e arriva a certe conclusioni, e un altro ne pone altre e arriva ad altrettante conclusioni, resta che magari le conclusioni sono diverse perché sono diverse le premesse. D'altra parte la scienza procede per prove ed errori, non ha un altro metodo. E quindi quando la gente si scandalizzava che gli scienziati dicevano cose diverse, è semplicemente perché non conosce la metodologia con cui procede la scienza. È ovvio che la scienza, alcuni dicono una cosa, altri ne dicono delle altre, perché fanno dei tentativi differenti a partire dalle premesse che pongono. Dopodiché quelle che non funzionano vengono abbandonate e quelle che funzionano vengono mantenute, ma ci vuole tempo. Secondo lei l'uomo oggi è orfano della filosofia? Sì, e questo vuol dire essere orfani del pensiero, perché la filosofia è nata ad Atene non come un fenomeno universitario, ma per insegnare alla gente che non devono fidarsi delle opinioni diffuse. Oggi diremmo delle televisioni, delle informazioni dei social, delle informazioni della televisione. Non deve fidarsi delle opinioni che ha maturato nel suo ambiente e deve pervenire ad una verifica delle proprie opinioni. Pensare significa muovere le idee, verificarle se sono dei sentiti dire oppure se sono fondate. Per esempio, non lo so, nessuno sa se Dio esiste o Dio non esiste, però è l'idea di Dio, c'è stata, l'idea di Dio ha fatto storia e le idee fanno più storia di quanto non ne facciano le cose. Ma per insegnare a pensare, questo dovrebbe essere il compito della scuola, da cui la scuola si sente del tutto esonerata. Le conoscenze ce le dà la scienza, ma il pensiero ce lo dà solo la filosofia. Ma proprio come atteggiamento di non fidarsi delle idee che abbiamo maturato nella nostra vita e metterle in moto attraverso la verifica. Del resto la gente che non pensa è comoda al potere, giusto? Come ha detto lei a più riprese. Ma quando la gente non pensa diventa gregge. E come dice Nietzsche, quando l'umanità diventa gregge vuole l'animale capo. Tornando alla scuola, l'ha citata prima, la scuola italiana ha detto non educa, ma al massimo può insegnare. Perché per educare bisogna innanzitutto aprire il cuore degli studenti, lo dice Platone, la mente si apre quando è aperto il cuore. Questo cosa significa? Significa che tutti quanti noi abbiamo studiato con piacere le discipline, le materie dei professori che ci avevano entusiasmato. Abbiamo trascurato gli insegnamenti dei professori che ci avevano annoiato. Bisogna aprire il cuore. Solo che per questo ci vorrebbe dei professori carismatici, dei professori che sanno comunicare, dei professori che facciano questo mestiere perché se lo sentono addosso come una missione. Ma lo Stato italiano non ha mai pensato che la scuola dovesse servire agli studenti, ha sempre usato la scuola come luogo di occupazione dei professori. Per cui se uno studente trova uno o due professori che sono dei veri maestri è già fortunato. E gli altri 7 cosa fanno? Prendono lo stipendio e non insegnano o demotivano? Io non ho nessun problema con un professore che mi affascina o addirittura plagia una classe. Lo preferisco a uno che me la demotiva e siccome di ruolo va avanti a demotivarla per 40 anni.
Professore, secondo lei la globalizzazione è stata applicazione di una teoria economica o una filosofia applicata all'economia? No, è nata come evento del mercato, cioè col crollo del comunismo il mercato è diventato mondiale e noi occidentali abbiamo tentato di esportare i valori dell'Occidente, che sono ad esempio i diritti umani, la democrazia, il mercato, però quando i diritti umani e la democrazia confliggono col mercato, queste due dimensioni vengono messe a tacere e funziona solamente il mercato. E nel mercato si sa benissimo che le merci sono molto più libere degli uomini, loro possono travalicare i confini a differenza degli umani. E quando le cose hanno il sopravvento sugli uomini, quando le merci hanno il sopravvento sugli uomini, sono più importanti degli uomini, e allora siamo in una dimensione tragica, per la semplice ragione che, come dice bene Gunther Anders, un allievo di Heidegger, quando l'umanità tratta il mondo come un mondo da buttare via, finirà per trattare l'umanità come un'umanità da buttare via, e siamo già arrivati anche a questo. Oggi il pensiero è certamente più libero che nel passato, eppure quando dobbiamo citare qualche filosofo, diciamo i più recenti che possiamo citare risalgono a circa 100 anni fa almeno. Ma non lo so, io durante il Covid ho scritto un libro su Heidegger, che mi pare molto importante, nel senso che Heidegger ha segnalato fin dal 1927 che ormai noi non abitiamo più la terra, la natura non è più un luogo di abitazione, ma è percepita come una materia prima. E lui diceva, quando sentiamo il vento, pensiamo, ma i mulini a vento diceva loro, no, pensiamo ad elettricità, quando pensiamo al suolo pensiamo al sottosuolo, quando vediamo un bosco pensiamo al legname. E allora se percepiamo la natura come materia prima è un problema grosso, perché stante l'incremento continuo della popolazione, adesso siamo 7.200 miliardi, 7,2 miliardi, nel 2050 saremo 10 e la Terra non si sostiene con questi numeri e con queste potenze. Se poi teniamo conto che noi occidentali per mantenere questo livello di benessere abbiamo bisogno dell'80% delle risorse della Terra e noi occidentali siamo solo il 20% della popolazione mondiale, e allora questo sistema non tiene. La filosofia, i filosofi hanno accompagnato a braccetto le società, le civiltà nella storia. Le società e le civiltà nella storia, nelle loro evoluzioni, insomma. Potrà accadere anche in futuro? Ma in futuro io quello che vedo sarà sempre di più una sorta di politica dittatoriale. Se anche già oggi vediamo come vanno le cose, Trump non lo possiamo definire molto democratico. Non parliamo di Putin o di Xi in Cina o di Bolsonaro nel Brasile, nel senso che la gente ormai vuole decisioni rapide, vuole uomini che decidono e che si impongono su basi emotive più che su basi razionali. Io vedo un avanzare lento del fascismo, che non sarà mica un fascismo truculento come è stato quello di Mussolini e quello di Hitler, ma è comunque alla stessa forma, dove le condizioni della gente, se sono disagiate, vengono sfruttate per fare rivolte, se sono agiate vengono conservate, mantenute e fatte alleate. Grazie professore.